Mezzogiorno e 3 minuti, buona giornata, ben trovati dalla redazione di Rete Veneta. Focus TG di questa domenica 6 dicembre che si sperava fosse molto nevosa, invece è molto acquosa, problemi che racconteremo tra poco con vari filmati, documenti fotografici, anche quelli che eventualmente voi vorrete mandarci. È in sovraimpressione il nostro consueto numero di telefono, quindi video, fotografie, indicate gentilmente la località a cui si riferiscono le immagini. Cerchiamo in questa ora in cui siamo insieme appunto con l'informazione regionale di aggiornarvi sulla situazione. Parto, e vedete la mia scrivania si intravede forse piena di telefoni e di carte. Allora parto dalle comunicazioni ufficiali della regione. Il presidente del Veneto Luca Zaia ha avviato l'iter per la dichiarazione dello stato di crisi per le zone della regione colpite dal maltempo. In attesa della firma da parte del governatore e dell'inoltro al Dipartimento Nazionale della Protezione Civile Nazionale per la richiesta di dichiarazione della proclamazione dello stato di emergenza da parte del Consiglio dei Ministri, questo decreto regionale resterà aperto, come si dice tecnicamente, per consentire agli enti locali, quindi ai comuni, di effettuare il censimento dei danni a opere pubbliche, infrastrutture, privati, aziende e siti produttivi e comunicarne gli esiti ai competenti uffici regionali. Purtroppo a questa procedura siamo abituati, insomma, a giugno, 2 volte ad agosto, adesso all'inizio di dicembre. Questo 2020 davvero non cessa di lasciarci interdetti. Lo stato di crisi al momento riguarda comuni delle zone dell'Alto Vicentino, della Pedemontana Trevigiana e il territorio dell'intera provincia di Belluno, su cui tra poco faremo il punto con l'assessore regionale Giampaolo Bottacin. Una notte particolarmente difficile per tutto il sistema di protezione civile regionale a causa del maltempo nel Bellunese. Il fiume Meschio è esondato a Cordignano, tra poco vedremo delle immagini, creando numerosi allagamenti. Evacuati 76 ospiti della casa di riposo del comune di Alpago in provincia di Belluno. Resta alto il rischio valanghe nel Bellunese, siamo a grado 5, cioè il grado massimo come non succedeva da tantissimo tempo. Del resto le temperature anche in quota sono molto alte, il vento di scirocco sta aspirando, in pianura ci sono circa 11-12 gradi e temperature alte ci sono anche in montagna. Dalle 11 è convocata la riunione dell'unità di crisi regionale della protezione civile ed è in corso anche una videoconferenza sul rischio valanghe con i sindaci dell'Alto Bellunese. Il prossimo aggiornamento dalla regione arriverà alle 18. Le piogge continuano a persistere, ci sono solo parziali tregue in questi minuti, ma l'attenzione resta ai massimi livelli, il monitoraggio della situazione costante, si sta cercando di dare pronte risposte ai cittadini. Allora cerco di proporvi, perché anche i nostri colleghi sono in giro nel territorio appunto per raccogliere informazioni. Allora è arrivato questo aggiornamento proprio dall'assessore regionale alla protezione civile Giampaolo Bottacin, che proviamo a sentire insieme. Le previsioni sono state confermate, un'altra volta la provincia di Belluno in ginocchio, sono situazioni davvero incredibili ovunque. Qui siamo in Alpago e questa notte l'Alpago è andato letteralmente sott'acqua. Sì, non solo l'Alpago, anche il Feltrino, anche l'Agordino, Val di Zoldo, il Cadore, la Pedemontana Trevigiana, l'Altopiano di Asiago. Abbiamo avuto precipitazioni molto importanti. Qui nella zona dell'Alpago oltre 400 mm nell'arco delle 24 ore, che sono una quantità assolutamente rilevantissima. Questo ha messo in crisi i corsi d'acqua, per esempio il corso d'acqua che è esondato e che ha allagato il centro dell'abitato di Puos e anche la casa di riposo, il sito in cui siamo adesso, rendendo assolutamente inutilizzabile tutto il piano terra e mandando in crisi i locali tecnici. Abbiamo provato da stanotte a ripristinare impianto di riscaldamento e impianto elettrico, ma purtroppo è inagibile anche il piano terra, quindi non c'è alternativa rispetto all'evacuazione. Abbiamo visto delle immagini impressionanti che arrivano anche dall'Agordino. A Bosalto è crollato un ponte, per miracolo non si è sfiorata la tragedia. Sappiamo di 3 volontari dei vigili del fuoco che si sono accorti in tempo del crollo, del cedimento del ponte.
Eh sì, purtroppo questa notte le strade erano assolutamente impraticabili, la situazione era molto molto complicata. Quando noi diciamo e lanciamo gli appelli state a casa, non muovetevi, e poi vedo i fenomeni da tastiera che addirittura criticano, si mettono a dire ma bisogna fare l'ordinanza, insomma è la regola di base della protezione civile, è l'autoprotezione. Se si dice si sta a casa, bisogna stare a casa. E se poi uno ha bisogno anche dell'ordinanza per stare a casa, vabbè, allora vuol dire che siamo veramente in un paese che non lo so, è da giorni e giorni che diamo l'allertamento meteo. Fortunatamente c'era anche il DPCM che prevedeva il coprifuoco dalle 22 alle 5 e per fortuna che c'era, devo dire, perché questo ha evitato probabilmente problemi più grandi nelle persone. Le chiedo, da adesso in poi, adesso sono quasi le 11 del mattino, da adesso in poi la perturbazione andrà a scemare? No, pioverà ancora anche pomeriggio e andrà a scemare verso sera. Ci sarà un abbassamento delle temperature e quindi il limite della neve si abbasserà. Siamo in rischio valanghe, abbiamo appena terminato una videoconferenza con i sindaci dell'Alto Agordino, adesso ho l'unità di crisi, devo presiedere l'unità di crisi, lo faccio in collegamento e quindi stiamo monitorando tutto quanto, però ovviamente non è ancora terminato. Grazie. Grazie dunque all'assessore Giampaolo Bottacina, assessore regionale della protezione civile, alla collega Tiziana Bolognani. Allora, con la regia qui a Bassano di Alessandro Costacuta, adesso vi mostriamo le immagini del fiume Brenta, perché tanta pioggia in montagna a quote alte, anche superiori ai 1000 metri, vuol dire tanta acqua in pianura. Queste sono le immagini del Brenta di pochi minuti fa a Bassano dal Ponte Nuovo. Le immagini forse si rendono, ma dal vivo, vederle dal vivo sono ancora più impressionanti, anche perché si sente comunque la forza del vento che scende dalla Val Brenta, l'acqua limacciosa appunto che scende dalle montagne e i flutti davvero molto imponenti che stanno lambendo appunto gli argini proprio in centro città. È rimasto aperto il Ponte Vecchio, tra poco vedremo anche delle immagini, il Ponte Vecchio che è ancora in restauro, in fase di sistemazione. Il Ponte Vecchio è rimasto aperto al passaggio pedonale ed è anche un punto tra i più spettacolari. Allora, lentamente, questo lo sto leggendo dal bollettino dell'ARPAV, il livello del Brenta che questa mattina presto aveva superato i 3,50 metri, è rimasto a 3,50 metri praticamente per tutta la seconda parte della notte e poi dalle 9 ha cominciato a scendere più o meno 1 centimetro all'ora, alle 11,30 era sceso a 3,43. Insomma, 8 centimetri in meno non si notano tanto, vedete anche sui nuovi rostri, vedete l'acqua che risale, la gente che passeggia insomma, con tranquillità, il ponte è stato consolidato anche per questo, per poter consentire il passaggio delle persone con tranquillità da una parte all'altra della città di Bassano. Però queste sono le condizioni del fiume Brenta. Adesso provo a passare, vediamo se ci arriviamo. A Belluno adesso, ecco, grazie Alessandro. Lasciamo allora il Brenta e passiamo adesso qui in studio per vedere qualche immagine invece del fiume Piave. Questa mattina, ore 6, vedete insomma i flutti si somigliano molto e la quantità d'acqua che scende dalla montagna è davvero notevole. Vediamo qui abbiamo qualche altro video, adesso ve lo proponiamo in sequenza, e poi anche una dichiarazione del sindaco di Belluno. Adesso ci arriviamo, eccoci qui, altre immagini di qualche ora dopo, metà mattina insomma di oggi a Belluno del fiume Piave. Tra poco dovremmo vederne anche più a valle, quindi nel Trevigiano. Restiamo sulle immagini, no, questa è un po' storta, quindi passiamo a quella successiva, ecco qui. Le immagini appunto del Piave, molto carico anche a
a Belluno, e tra qualche istante adesso sentiamo anche le dichiarazioni del sindaco di Belluno. Allora, adesso andiamo a recuperarle. Eccoci qua. Domenica 6 dicembre, tutta la notte, grazie alle squadre di protezione civile, abbiamo monitorato la situazione a Belluno. Abbiamo chiuso questa mattina il ponte Bailey perché, come vedete alle mie spalle, il livello del Piave è molto alto, per cui abbiamo dovuto, è scattato anche l'allarme dei sensori che abbiamo installato, quindi il ponte Bailey è chiuso, via Miari è chiusa, è frenata di nuovo, quindi ci sono dei problemi alla viabilità. Consiglierei di stare a casa oggi se non è indispensabile uscire. Per quanto riguarda il resto del territorio, abbiamo qualche piccola frana, qualche colata di fango qua e là che stiamo monitorando. Adesso andremo a vedere verso via Le Valli in particolare. Sono caduti svariati alberi, prevalentemente nel Castionese, sul Nevegal, sono stati fatti vari interventi, abbiamo dovuto chiudere la Calmada, adesso forse vediamo un attimo la strada per le Ronce e dobbiamo fare alcune verifiche. Ci sono varie zone disalimentate, quindi senza la corrente elettrica, stiamo valutando se è necessario mettere dei gruppi elettrogeni. Comunque in questo momento qui diciamo che manca la corrente in oltre 800 abitazioni, utenze in Nevegal, ma manca anche a Sopacroda, è mancata ad Antole, quindi ci sono continui blackout. Sono in contatto con Enel Distribuzione che mi dice appunto che sta lavorando, però hanno avuto enormi problemi stanotte a causa delle condizioni meteorologiche a riuscire a intervenire ovviamente nei boschi, nelle zone dove sono venute giù le linee. Purtroppo c'è ancora neve in Nevegal, dico purtroppo nel senso che se ci sarà un rialzo delle temperature e ci pioverà sopra, chiaramente avremo un raddoppio della colata di acqua e questo potrebbe crearci dei problemi veramente molto grossi. A noi tutto sommato a Belluno non è andata così male, sapete che in Alpago, in Agordino, in Cadore le cose stanno andando molto peggio. Attenzione perché non è finita, stiamo aspettando i bollettini aggiornati, comunque già sappiamo insomma che la pioggia proseguirà parecchio e quindi ci saranno ancora molti problemi, dobbiamo prestare massima attenzione, attrezzatevi a non avere la corrente elettrica perché può succedere, attrezzatevi magari se potete ad avere un po' di acqua a disposizione, perché potrebbe essere che con questi eventi, come sapete, le nostre sorgenti possono in qualche modo sporcarsi, quindi può uscire acqua torbida e quindi magari fatela bollire prima dell'uso alimentare, anche se non c'è nessuna segnalazione di non potabilità, ma lo dico così a scopo precauzionale, se vedete l'acqua un po' torbida magari bollitela oppure usate l'acqua in bottiglia. Per il resto mi raccomando di non avvicinarvi ai torrenti, ai corsi d'acqua, non andate nelle depressioni perché ci sono degli sbalzi improvvisi dal punto di vista degli aumenti dell'acqua. Attenzione, non sostate vicino o sotto alberi, non andate nei sentieri, insomma state a casa, cercate di stare più tranquilli e mi raccomando, c'è tra l'altro un rischio di valanghe ovviamente che è enorme, quindi la cosa più stupida che si possa fare adesso è andare ovviamente a camminare in montagna o nei sentieri. Grazie, al prossimo aggiornamento. Jacopo Massaro, sindaco di Belluno, grazie dunque. Altri aggiornamenti tra pochissimo, breve pausa pubblicitaria, state con noi. Mezzogiorno e 18 minuti, dunque buona parte di questo Focus TG dedicata ovviamente alla situazione del maltempo. Purtroppo, come ripeto, già la quarta volta nel 2020 che dedichiamo tanto spazio al maltempo, a giugno, 2 volte ad agosto, adesso anche a dicembre. Vediamo la situazione di Vicenza, dove questa notte alle 4 il Bacchiglione a Ponte degli Angeli ha raggiunto quota 5 metri e 23 centimetri. La vedete adesso, questa è la foto della webcam in tempo reale da Ponte degli Angeli. La curva è scesa a 4,29, comunque a livello di attenzione, ma molto meno preoccupante di questa notte, perché è stato aperto il bacino di laminazione di Caldogno, realizzato dopo l'alluvione del 2010. Per il momento il centro operativo comunale, attivato ieri, sembra escludere un ulteriore innalzamento del fiume. C'è stato un intervento nel piano interrato del Teatro Olimpico, dove ci sono solo vani tecnici e servizi igienici. A Ponte degli Angeli, che vedete nell'immagine, sono state installate le idrovore anche allo stadio e dietro al Tribunale Nuovo, e come previsto dal piano comunale di emergenza sono stati posizionati i sacchi di sabbia nei punti di
distribuzione stabiliti. Sempre da Vicenza vi mostro adesso la situazione di Parco Querini questa mattina, adesso ci arriviamo, un attimo di pazienza, eccoci qui, Parco Querini questa mattina allagato e ovviamente chiuso. Prima sentivamo il sindaco, no, questa è Montagna, il sindaco di Belluno, ma anche l'assessore alla protezione civile della regione Giampaolo Bottacin ribadiva il fatto di non uscire di casa con queste condizioni meteo. Ebbene, sono testimone del fatto, arrivando in redazione questa mattina, che le strade erano piene di macchine, i marciapiedi, nonostante la pioggia, pieni di persone, quindi è vero che a Bassano la pioggia non è particolarmente insistente e fastidiosa, però insomma, vista la situazione, è meglio appunto restare a casa. Qui non c'entra il Covid, c'entra proprio il maltempo per evitare per sé e per gli altri situazioni di pericolo. Vediamo nel frattempo allora altri aggiornamenti che sono arrivati dai nostri colleghi. Ci siamo, sì. Allora andiamo in altopiano di Asiago, dove ho contattato personalmente poco fa sia il sindaco di Asiago Roberto Rigoni Stern, sia il sindaco di Rozzo Aldo Pellizzari, i quali mi hanno confermato che la situazione, nonostante la tanta pioggia, è relativamente tranquilla. Certo, magari in altopiano si aspettavano tanta neve, ma c'è stata tanta pioggia, quindi prati allagati. A Rozzo nessun problema particolare, nemmeno ad Asiago al momento, a parte gli allagamenti nei prati e i corsi d'acqua ovviamente ingrossati, qualche strada sporca per un po' di ghiaia di fogliame che è arrivata. Una situazione un po' peggiore invece si è verificata al Melette a Gallio, di cui vediamo le immagini di questa mattina. Appunto qui davvero un fiume d'acqua. Questa è una strada, sarebbe una strada, ma in questo punto appunto a valle è davvero ricca. Eccoci qua, adesso arrivano quelle successive, grazie Alessandro. L'incrocio, la strada in direzione Rifugio Campomulo, Rifugio Adriana, ecco, per chi conosce la zona, oltre alla neve che comunque lì è rimasta, ma evidentemente ha cominciato a sciogliersi anche con l'innalzamento delle temperature. Vedete strade letteralmente mangiate, è una scena purtroppo che si ripete spesso, quindi anche parzialmente interrotte o molto meno praticabili rispetto al solito. Allagamenti negli avvallamenti, qui ci sono già i mezzi al lavoro per liberare la sede stradale. Vi mostrerò tra poco le frane. E la situazione nel Bellunese, dove davvero c'è la situazione peggiore, come ha confermato poco fa anche l'assessore alla protezione regionale Giampaolo Bottacin. Questa appunto è la zona delle Melette, Gallio, direzione Rifugio Campomulo, strada chiusa ovviamente. Passiamo adesso appunto alla situazione. Allora, Bellunese l'abbiamo visto, vediamo, ecco, il ponte di Gosaldo, quindi siamo nel cuore, proprio nel cuore del Bellunese. Eccoci qua, ponte di Gosaldo, immagine impressionante, perché quello che si intravede è un mezzo, sembra addirittura un mezzo di soccorso. Ecco, da un altro punto di vista, con il costone della montagna che proprio, anzi qui manca proprio completamente il ponte, lo si intravede, una strada secondaria ma evidentemente importante per gli spostamenti di quella zona. Qui questo mezzo ribaltato, insomma, ancora una volta dobbiamo raccontare di situazioni difficili. Qui invece siamo a Puos dal Pago, quindi zona del centro completamente allagata, immagini della scorsa notte. Questa è la casa di riposo, una settantina di ospiti evacuati perché l'acqua è entrata davvero dappertutto. Qui siamo ancora a Puos dal Pago, in centro della località. Questo invece è Venas di Cadore, quindi anche nel Cadorino, fiumi d'acqua
dalle montagne d'acqua e sassi che vanno a intasare le strade, situazioni davvero molto molto complicate. Allora, abbiamo detto della situazione di Vicenza, vi abbiamo aggiornato sull'altopiano di Asiago. Se avete aggiornamenti dal territorio, mandateci pure video, possibilmente orizzontali, perché la TV si vede in orizzontale, questo non c'entra nulla. Un signore ci chiede: dobbiamo stare in casa chiusi anche con la pioggia? Insomma, avete sentito, è una questione anche di ragionevolezza civica. Non si può circolare dalle 22 alle 5. Si sono viste le code anche ieri pomeriggio ai centri commerciali, basta stare attenti, insomma. Certo, nessuno impedisce di circolare, certo è meglio non circolare in queste ore, in questi giorni in montagna, dove hanno già le loro difficoltà, come abbiamo visto, ed è meglio... è preferibile appunto rimanere a casa. Vediamo se riusciamo, se c'è il bollettino aggiornato dell'ARPAV, se riusciamo, così diamo anche questo aggiornamento e anche la situazione attuale del radar meteo che mostriamo appunto dalla situazione. Dunque sotto questa ondata verde e gialla c'è il Veneto, vedete che il vento è di scirocco perché continua a salire dalla laguna verso la montagna, le precipitazioni colore azzurro sono quelle deboli o debolissime, quelle verdi sono quelle di media intensità, quelle gialle poi tendenti al rosso sono quelle più intense, quindi è una situazione che in queste ore va un po' a ondate, diciamo così. Allora, sono previste, lo possiamo anche vedere insieme, Alessandro, domenica, quindi oggi l'aggiornamento è ancora di questa mattina, ma attendiamo a minuti il nuovo aggiornamento. Precipitazioni anche oggi, in particolare sui monti, Pedemontana e pianura nord-orientale, quindi Trevigiano, soprattutto con accumuli anche molto abbondanti sulle prealpi centro-orientali, Vicentino e Trevigiano, e le Dolomiti. Quota neve questa mattina era intorno a 1.400-1.700, abbastanza alta, e 1.700-1.900 sulle prealpi. Dal pomeriggio scenderà. Questo per i fiumi è una buona notizia, perché se la neve poi comincerà ad attecchire vuol dire meno acqua che scende verso valle, anche perché i fiumi cominciano a non ricevere. Discesa anche sotto i 1.000 metri di quota, scirocco forte su costa e zone limitrofe e sui monti, tra il pomeriggio e la sera invece scirocco in attenuazione, questo potrebbe favorire il deflusso dei fiumi. Vediamo proprio a proposito dei fiumi il servizio Giro Fiumi curato dal collega Lucio Zanato, a partire dal Piave, ma insomma tutta la situazione, come abbiamo visto, dell'Alto Veneto, quindi della Pedemontana Veneta, è davvero sotto attenzione da parte di tutti. Vediamo il servizio. È sempre il Piave il primo sorvegliato speciale quando arriva il maltempo. Anche oggi, quando è iniziato a scaricare minaccioso la neve sciolta dal Bellunese. Ai piedi delle campate del Ponte di Vidori impressiona la forza della corrente. Tanta acqua che si è espansa per tutto l'alveo del fiume, mentre poco più in su al Ponte di Fenere esprimeva tutta l'energia fuori dalle chiuse della centrale. Immagini girate sotto una pioggia non intensa ma continua, che diventava più insistente lungo la Val Cavasia. Ed è su questi torrenti che molte volte si è giocata la partita della gestione delle acque, evitando straripamenti e alluvioni. Alvei che normalmente sono asciutti e vengono attraversati quotidianamente, oggi si presentavano così a chi voleva transitare dall'altra parte. E il Curogna è solo uno dei tanti torrenti che raccolgono le acque della Pedemontana per poi riversarle sul Piave, così come il Musone, ai piedi di Asolo, scende verso la laguna impensierendo ogni volta a Castelfranco le zone bagnate della Venale. Fronte occidentale della Marca e fronte orientale con Livenza e Monticano, che se dovessero essere confermate le previsioni meteo per la nottata potrebbero impensierire non poco chi vive a ridosso delle sponde. Mentre su tutto incombe l'annunciato vento di scirocco, che impedisce alla laguna di ricevere le acque, provocando l'ulteriore innalzamento di tutti i livelli nei corsi d'acqua trevigiani.
Ecco, a Musile di Piave, dove il Piave arriva verso la foce, invece c'è stata la chiusura della strada provinciale 51 proprio perché lì l'Adriatico non riesce a ricevere le acque del fiume. Altri aggiornamenti e anche sulle altre notizie della giornata tra poco dopo la pausa pubblicitaria. State con noi. Ancora ben trovati, Focus TG fino alle 13, in gran parte dedicato alla situazione meteo nell'Alto Veneto, dove le precipitazioni soprattutto piovose stanno mettendo in difficoltà molte località, il Bellunese, parte dell'Alto Trevigiano, segnalazioni di difficoltà segnalate anche nel Vicentino ma con meno criticità. Vediamo, grazie alla collega Tiziana Bolognani, queste immagini che arrivano dall'incrocio La Secca al lago di Santa Croce. Qui di secco c'è praticamente nulla. Adesso la collega incrocerà anche, ecco, un residente del posto, quindi sentiamo la domanda che gli ha fatto. Buongiorno. Buongiorno. Antenna 3. Le chiedo, una situazione del genere l'avevamo vista per Baia? Forse con straripamenti così no, perché è venuto giù di tutto e di più, non mai visto. Mai vista una cosa del genere? Una violenza, stanotte alle 2:30 non si vedeva fuori niente, solo lampi e acqua. Grazie, buongiorno. Mai visto è un ritornello che sentiamo spesso, lo sentiamo sempre più spesso negli ultimi anni quando si parla di maltempo. Mai vista una cosa del genere, poi che lo dica soprattutto una persona avanti nell'età è ancora più significativo, perché nemmeno Vaia, il paragone la collega lo ha fatto proprio con la tempesta Vaia di 2 anni fa, lì c'era tantissimo vento, anche tanta pioggia, qui invece allagamenti con temperature quasi tropicali, insomma, vista la situazione e il vento di scirocco che è soffiato forte. Veniamo nel Vicentino allora, perché dicevamo situazione meno problematiche, ma non per questo meno difficoltose. La strada 47 Valsugana è a senso unico alternato da ieri sera in località San Nazario, perché c'è stato uno smottamento non grande come volume di frana, però significativo perché è proprio sotto la sede stradale. Vediamo. I primi ad accorgersene verso le 13:30 sono stati i residenti delle case vicine. Sotto la carreggiata direzione sud della statale 47 è crollata una parte del muro che già da qualche giorno risultava ingrossato e che le piogge di queste ore hanno contribuito a far cadere. Immediatamente è stata attivata la circolazione a senso alternato senza particolari disagi, dato che il traffico era abbastanza ridotto a causa proprio del maltempo. Sul posto i tecnici dell'ANAS, carabinieri, protezione civile e vigili del fuoco, che hanno fatto una prima valutazione del danno e dei possibili interventi che potrebbero richiedere più di qualche giorno. Guardi, adesso stanno facendo gli approfondimenti del caso, bisogna tener conto un po' anche delle condizioni avverse previste, si sta pensando di applicare un senso unico alternato nelle more di fare i lavori e adesso vediamo di che tipo. Ovviamente è appena accaduto e quindi si sta un po' facendo la conta dei danni e le possibili soluzioni. Soluzioni che però non sono facili, dato che lì la carreggiata è in un punto abbastanza stretto, passa proprio in mezzo al paese, alla località di San Nazario. Dall'altra parte c'è la località di Oliero. Andiamo a Romano Dezzelino, perché ci sono state anche ieri numerose segnalazioni di interruzione della corrente elettrica. Anzi, ne approfitto per dire che è successo anche ieri ai nostri ponti di trasmissione di essere interrotti, quindi con frequenti interruzioni del segnale. Ovviamente ce ne scusiamo, ma data purtroppo la situazione del maltempo non è un evento così impossibile che accada. Speriamo non accada, i nostri tecnici sono al lavoro per questo, anzi li ringraziamo perché il lavoro è sempre molto attento. Di queste interruzioni della corrente elettrica a Romano Dezzelino abbiamo parlato col sindaco Simone Bontorin, che ci spiega cosa è successo.
Nelle ultime ore qui a Romano ci sono state parecchie interruzioni dell'energia elettrica che hanno creato diversi problemi alla cittadinanza, e infatti da ieri sera che ricevo parecchie segnalazioni in merito, e di conseguenza mi sono attivato, dato che gli uffici comunali sono chiusi, direttamente con E-Distribuzione, che è la società che si occupa degli impianti di distribuzione dell'energia elettrica, per capire il tipo di problema. Abbiamo scoperto che alcune componentistiche malfunzionanti in alcune cabine di media tensione del comune di Romano hanno creato questo disagio. Stanno lavorando alacremente per risolvere il problema. Invito la cittadinanza a segnalare il problema se dovesse ripercuotersi e continuare ancora nel corso dei prossimi giorni, segnalando quella che è il disagio. E dunque l'invito a partecipare come cittadini anche con questo, quindi lamentarsi lì dove è giusto, ma anche segnalare dove ci sono problemi alle autorità competenti. Allora torniamo ad altre immagini. Cordignano, dicevamo, località dell'est trevigiano, con immagini dei vigili del fuoco che testimoniano questo fiume d'acqua che ha invaso la località, detriti portati dai corsi d'acqua. Qui li vediamo appunto. Tante persone che si danno da fare per cercare di tenere pulito, di pulire subito, di arginare la forza dell'acqua, le pompe, le autopompe al lavoro, i mezzi agricoli che si sono messi subito a disposizione, alberi caduti, i muri che sono in difficoltà. Anche nello scorso mese di agosto abbiamo raccontato di muri, me ne viene in mente uno a Breganze per averlo visto personalmente. Vigili del fuoco, protezione civile, insomma tutti i mezzi a disposizione. Questo appunto è Cordignano. Qui vedo dei sacchetti, credo corteccia di larice utilizzati come sacchi di sabbia. Questo è uno scantinato, un garage allagato, anche questa purtroppo una scena tipica, le pompe, le idrovore che cercano di estrarre l'acqua. Qui siamo in un condominio, anche sembra di costruzione relativamente recente, ma quando l'acqua è tanta gli scarichi purtroppo vanno spesso in difficoltà. Questa dunque era Cordignano. Ripeto, perché l'ho dato all'inizio della nostra trasmissione, quanto ha comunicato la Regione in tarda mattinata. Il Presidente della Regione, Luca Zaia, ha avviato l'iter per la dichiarazione dello stato di crisi per le zone della Regione colpite dal maltempo. Ebbene, si tratta di una dichiarazione di un decreto, tecnicamente si dice aperto, in attesa che venga firmato dal Governatore e inoltrato alla Protezione Civile Nazionale, e alla dichiarazione in attesa della dichiarazione dello stato di emergenza da parte del Consiglio dei Ministri. Decreto aperto perché questo consente agli enti locali, quindi ai comuni, ai sindaci, province, di fare il censimento dei danni alle opere pubbliche, alle infrastrutture. Stessa cosa possono fare, anzi devono fare, i privati, le aziende, i siti produttivi, comunicandone poi gli esiti, ma saranno rese note le modalità, comunicando gli esiti ai competenti uffici regionali. Lo stato di crisi al momento riguarda alcuni comuni delle zone dell'Alto Vicentino, della Pedemontana Trevigiana e il territorio della provincia di Belluno. Appunto ce ne siamo occupati poco fa. Monitoraggio costante della situazione, ha ripetuto l'assessore Giampaolo Bottaccina, assessore alla protezione civile, cercando di dare pronte risposte ai cittadini. Ovviamente non è facile arrivare subito dappertutto, con piogge persistenti e attenzione che resta appunto ai massimi livelli. Vediamo se nel frattempo è arrivato l'aggiornamento del bollettino ARPAV. No, non ancora, però vediamo l'aggiornamento del radar, perché è già cambiato qualcosa rispetto a pochi minuti fa. Qui le immagini scorrono dalle 10:30 di questa mattina, quindi le ultime 2 ore circa, con una serie di sequenze. Sembra appunto avvicinarsi una piccola tregua da sud-est, da dove appunto sta aspirando il vento, dalla laguna verso le montagne. È una tregua che però potrebbe essere solo temporanea, dato che vediamo adesso proprio l'aggiornamento successivo. Il tempo previsto per
domani è di nuvolosità variabile e parziali rasserenamenti, nebbie sparse all'alba, con piogge che poi torneranno tra domani, martedì e anche mercoledì. Quota neve intorno ai 1000 metri, localmente anche meno, mare mosso ovviamente. Domani, soprattutto tra stasera e domani, atteso un sensibile calo delle temperature. Questo vorrà dire ancora neve in montagna, ma meno acqua e meno problemi di conseguenza per la pianura. Col paradosso, poi insomma, in questo momento forse è il problema minore, col paradosso che se arrivasse la neve comunque non si può andare a sciare, perché la situazione, come sapete, è quella di chiusura degli impianti da sci fino a gennaio. Torniamo a Vicenza, allora vediamo l'aggiornamento di pochi minuti fa del Bacchiglione, Ponte degli Angeli. C'è stata ancora una leggerissima discesa. Il livello di guardia è 4,50 m, adesso siamo a 4,23 m, dunque la discesa dopo aver toccato questa notte i 5,23 m, mentre anche il Brenta poco prima di Bassano è dato in leggera discesa, una costante discesa, comunque sempre molto ingrossato rispetto al solito. Allora diamo anche adesso una notizia di cronaca, ecco, la recuperiamo anche un documento fotografico, un attimo di pazienza, eccoci qui, Villa Verla, una notizia che arriva dalla polizia locale del nord-est vicentino, se riusciamo ad aprire la foto giusta. Eccoci qui, allora ecco la foto. Allora 19:20 di ieri sera una pattuglia della polizia locale del nord-est vicentino ha intimato l'alta ad una vettura che arrivava da Vicenza direzione Tiene. Il conducente era un 29enne di Sarcedo, si è dimostrato agitato senza giustificazione, è stato invitato a consegnare stupefacenti che avesse eventualmente in suo possesso, ha detto di non averne ed è stato accompagnato nella sede di Tiene della polizia locale per procedere alla perquisizione e alla compilazione del relativo verbale. Lungo il tragitto ha estratto dalla tasca dei pantaloni una dose di eroina e l'ha consegnata agli agenti che hanno proceduto alla perquisizione. All'interno dell'auto sono state rinvenute altre 2 dosi di eroina che vediamo, e un coltello a serramanico da punta e da taglio, complessivamente 21 centimetri. L'uomo è stato segnalato come assuntore di stupefacente con ritiro della patente di guida e denunciato per porto abusivo di coltello. L'ultimo spazio prima della nostra terza e ultima pausa pubblicitaria lo dedichiamo al ricordo della signora Giuliana Alberti, morta ieri sera dopo alcuni anni di malattia. Ieri in tarda serata la signora Giuliana era la mamma del nostro collega Alberto Bordignon, che si occupa dell'emissione dei programmi, quindi ad Alberto le condoglianze di tutta la redazione di Rete Veneta e il ricordo per mamma Giuliana. Pausa pubblicitaria e tra poco ancora altre notizie dal territorio. State con noi. Ultimi minuti insieme di questa puntata di Focus TG ampiamente dedicata al maltempo. Tra poco vedremo anche qualche altro aggiornamento che stanno arrivando soprattutto dal Bellunese. Non ci siamo dimenticati del Covid, che continua ad esistere. È in vigore il DPCM, come sapete, da 2 giorni, da venerdì 4 lo sarà fino a metà di gennaio. Allora, il bollettino di questa mattina di Azienda Zero ci riporta alla realtà, che dice che da ieri pomeriggio a stamattina ci sono stati altri 1850 casi. Negli ultimi 3 giorni la media del Veneto è stata superiore a quota 3000 casi positivi, certo merito anche dei tanti tamponi, ma colpa del fatto che i positivi ci sono evidentemente e chissà quando e chissà dove lo hanno preso il Covid. Totale degli attualmente positivi è risalito ulteriormente, 76.804, la maggior parte adesso è in provincia di Padova con 17.500 casi, poi c'è Vicenza 14.500, Verona, più indietro Treviso e le altre province. Continua a salire anche il conto dei deceduti, siamo arrivati a
4.210. Scendiamo nella seconda parte della tabella per il totale dei ricoveri. Siamo ancora sopra quota 3.000, quindi quota che rimane preoccupante, nonostante un meno 4 in terapia intensiva, ma purtroppo dobbiamo pensare che siano dei decessi e non delle dimissioni. 334 attualmente in terapia intensiva, 2.742 in area non critica, contando poi circa altri 300 ricoverati negli ospedali di comunità, ma che dovrebbero essere in via di guarigione. Dunque, DPCM in vigore, Natale quasi alle porte, mancano 19 giorni, allora siamo andati a chiedere ai bassanesi a chiedere come pensano di passare il loro Natale. Risposte molto diverse, sentiamo. Mio figlio è all'estero, quindi non tornerà fin tanto che la pandemia non sarà finita e quindi per la prima volta un Natale senza figli? Senza figli assolutamente sì. Con la mia famiglia e non vedo più nessuno perché il mio fidanzato abita in un altro comune, per cui non ho modo di... Quindi è la prima volta che non vi vedete a Natale? Esatto, sì, esatto. Con i nipoti e i figli non posso di certo farlo. Perché sono fuori comune? No, sono qua, però comunque dicono che i bambini sono più portatori e allora è meglio evitare. Quindi è una sua scelta in questo caso, il fatto di non avere figli e nipoti? È una scelta di mia figlia. Mio marito a casa, per forza, al massimo in un ristorante qui in Bassano, non fuori comune non si può. Il suo Natale quest'anno è uguale a quello dell'anno scorso? È uguale dell'anno scorso, sì. Non manca nessuno in tavola? No, non manca nessuno in tavola. Perché siete tutti di Bassano? Di Bassano e anche comprensorio. Comunque ci sarà più di uno che non rispetterà forse qualche regola, perché è una regola eccessiva secondo me. Sì, è una festa importante, però insomma l'importante è star bene in questo momento, quindi va bene così. A casa, da sola perché sono tutte quante fuori dalla provincia, le mie figlie. E quindi un Natale da sola quest'anno? Quest'anno sì, e io sono d'accordo insomma. Quindi come farete un brindisi via internet? Via internet si può anche parlare, per cui è già qualcosa. Da un certo punto di vista è anche un'occasione magari in pochi e più intimo e si ha più occasione di parlare, magari nelle tavolate grandi ci si perdeva anche un po', ecco. Non tutto il male viene per nuocere, prendiamola così. Restiamo a Bassano per dare la notizia di un altro lutto, notizia che ci è appena arrivata. L'ex assessore al bilancio, programmazione e patrimonio nella giunta Cimatti, assessore Dino Boesso, dirigente anche della ditta Baxi, è stato 2 volte assessore nel comune di Bassano. Questa è appunto una notizia che ci è appena giunta in redazione. Torniamo al DPCM per toccare anche altri risvolti. Lockdown ormai imminente, di fatto un lockdown di fatto nelle feste natalizie, perché non si può circolare da comune a comune il 25 e il 26, poi anche il 1° gennaio, salvo ripensamenti delle prossime ore, delle prossime settimane. Un settore in particolare di difficoltà è l'agricoltura. La CIA, Confederazione Italiana Agricoltori, stima 800 milioni di minori introiti per i mancati ordinativi di prodotti tipici veneti da parte degli hotel, dei ristoranti e delle trattorie che non potranno essere aperti. 800 milioni di perdite per l'agricoltura veneta. Secondo stime della CIA Agricoltori Italiani, il 2020 si chiuderà con questa differenza rispetto al 2019. Ma il colpo di grazia ai bilanci del settore primario della nostra regione potrebbe darlo l'ultimo DPCM. Il 25 e 26 dicembre e il 1° gennaio non sarà possibile muoversi dal proprio comune di residenza e tra le conseguenze dei mancati cenoni o pranzi di Natale e Capodanno in ristoranti e hotel c'è il crollo delle forniture di prodotti agroalimentari veneti al settore cosiddetto Horeca, hotel, ristoranti, mense e catering. I nostri prodotti DOP e IGP, compresi quelli vitivinicoli, in pratica non avranno sbocco se non nella grande distribuzione. Il 30% della produzione vendibile complessiva è pari circa a 800 milioni di euro. È un importo importantissimo. Il problema è nazionale, non solo provinciale, regionale e nazionale. Basti pensare
al settore del vitivinicolo, e quindi un settore molto importante per la Regione Veneto, in cui c'è già una perdita secca del 40% del valore della produzione. Gli imprenditori agricoli veneti quest'anno lavoreranno in perdita. I consumatori cosa possono fare per ridurla il più possibile? La cosa che si deve fare è quella di andare alla ricerca dei nostri prodotti nella grande distribuzione e nei negozi di vicinato, e quindi andiamo alla ricerca dei prodotti veneti, dei prodotti padovani. Oppure fare una gita in campagna e acquistare le eccellenze dell'agricoltura, del caseario e della zootecnia venete direttamente dal produttore. Allora, prima di salutarci, un ultimo aggiornamento sul meteo, invitandovi nel pomeriggio al nostro numero di WhatsApp a mandare, se ci sono situazioni di particolare criticità per quanto riguarda il meteo, mandateci fotografie o video orizzontali, mi raccomando, indicando appunto la località a cui vi riferite. La foto che adesso vi mostro arriva invece da Sottoguda di Roccapietro, dove c'è stata una slavina, ci segnala la collega Tiziana Bolognani. Hotel Genzianella, situazione critica perché piove da tante ore anche sopra i 1500 metri, dice il sindaco De Bernardin. La zona sopra l'albergo non è valanghiva, ma si è mossa una piccola valanga che è arrivata sui muri dell'albergo, sfondando una porta e una finestra e riempendo tutte le sale di neve. Vigili del fuoco al lavoro. In più, Cortina d'Ampezzo non è raggiungibile, ma c'è gente ad Auronzo che insiste per scendere a Pieve di Cadore e risalire dalla Val Boite, visto che i passi sono chiusi. Vista la particolare situazione di criticità, un infermiere nella centrale SOM 118 del Bellunese è stato dedicato alla gestione di questa particolare emergenza. In più, treni sospesi sulle linee Belluno-Montebelluna, Belluno-Calalzo e Belluno-Conegliano, quindi vedete che non si tratta assolutamente di una situazione leggera, soprattutto in quella parte del territorio veneto. Ci lasciamo qui, vi auguriamo un buon proseguimento di domenica con i nostri programmi. Vi ricordo alle 18 la Santa Messa, come sempre dalla Basilica del Santo di Padova, a seguire l'informazione col TG di Bassano e TG di Vicenza. A voi tutti, buon proseguimento.